Impiegata 57enne coltella la madre 88enne con una lama di 34 cm, si toglie la vita ingerendo barbiturici, tragedia a Conegliano, l'anziana gravissima in ospedale. Incredulità e sgomento tra residenti e commercianti, un difficile rapporto negli anni, quello fra le due donne, un presente di anoressia e depressione per la figlia che si era sacrificata nell'accudire la madre. A 48 ore dall'ultimo raid incendiario, un nuovo rogo della piromani in via Pinelli a Treviso, il sesto in 3 mesi, paura tra la gente, il sindaco dice presto lo bloccheremo. Momenti di paura sull'autobus, 21enne richiedente asilo Gambiano tenta di sottrarre l'arma a una guardia giurata intervenuta in seguito alla contestazione del mancato biglietto. Maltempo, notata da dimenticare tra Castelfranco e Strana con bifragio e grandine, alberi divelti, tetto di un capannone in strada e cede l'argine del Musone in corrispondenza del muro di cinta di Cadolfin. Un'estate anomala, quella del 2018, con sole e caldo di giorno e temporali anche violenti di sera, un'altalena che secondo gli esperti non ci lascerà per tutta l'estate. Giovedì a Motta di Livenza il funerale del 41enne imprenditore morto venerdì scorso nello schianto dell'elicottero a Musile di Piave. Si è chiusa con successo la 32esima edizione dello stage internazionale di Progetto Danza alla Ghirada, oltre 400 partecipanti per vivere la danza a 360 gradi. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano c'è la tragedia che si è consumata a Conegliano, dove una impiegata di 57 anni di uno studio notarile ha tentato di uccidere la madre e poi si è tolta la vita. Ha accoltellato l'anziana madre, ferendola, poi ha ingerito una dose di farmaci rivelatasi fatale. Le colleghe dello studio notarile Sartorio questa mattina, non vedendola arrivare al lavoro, sono andate a casa sua facendo la tragica scoperta. Il dramma familiare si è consumato al terzo piano di un palazzo popolare di via Vitale a Conegliano. Franca Rosolén, 57 anni, era riversa senza vita in cucina. La madre, Lina Antiga, 88 anni, era a terra in camera tra i due letti, cosciente. È stata lei a riferire ai carabinieri di essere stata colpita all'addome dalla figlia con un coltello che gli investigatori della scientifica hanno poco dopo recuperato. Sono stati i vicini a entrare in casa per primi. Erano circa le 10, ma l'accoltellamento, stando allo stato del cadavere della figlia, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, ieri o addirittura sabato o domenica. Difficile dire se per un raptus o per un pensiero maturato nel tempo. C'è poca voglia di parlare, chi racconta quello che ha visto preferisce non comparire. Sì, siamo andati a vedere un po' tutti quanti, però era messo in una posizione anomala, quello che sembra una mano nel cassetto dei farmaci, messa in una posizione un po' anomala, l'abbiamo visto così al volo perché avevamo che paura, insomma. Aveva le chiavi una signora che lei, la stessa Franca, aveva consegnato qualche giorno prima. Lina Antiga, vedova del calzolaio Francesco Rosolén, è ricoverata in rianimazione all'ospedale di Conegliano. Avrebbe ricevuto 3 colpi, la prognosi, vista anche l'età avanzata, è riservata. I vicini hanno temuto il peggio vedendola portar via in ambulanza dal palazzo. Io l'ho vista in buone condizioni, insomma. Poi, già un'età così avanzata, se poi è vero che ha preso le 3 coltellate... 3 fratelli, Lina, Livio e Gianfranco, che vivono tutti in questi palazzi. Quest'ultimo viene avvisato, scende incredulo, non vuole commentare. In via Vitale arriva anche l'ex sindaco Floriano Zambon. Va capito che cosa è successo e va sicuramente valutata la situazione e analizzata nel dettaglio. In questo momento io credo che non ci siano tante parole da aggiungere se non inchinarsi di fronte alla morte. L'appartamento è stato sequestrato, il pubblico ministero Mara De Donà ha disposto l'autopsia sul corpo della 57enne, afflitta da tempo da gravi problemi di depressione, tanto da aver già tentato in passato di farsi del male. Un rapporto complesso con l'anziana madre, una donna dal carattere forte, mentre lei, figlia unica, viene descritta come riservata, schiva, tanto da ridurre la sua esistenza al lavoro e all'assistenza del genitore, rinunciando a tutto il resto. Dunque abbiamo sentito emerge uno scenario con un difficile e ormai logoro rapporto tra le due donne, intanto la città si è svegliata appunto con questa notizia scioccante. Sono casi che quando si sentono in lontananza, in altri posti, in altre province, più di tanto non ci tocca, però quando che succede davanti casa con delle persone che si conoscono da decenni,
è veramente una cosa triste, triste, triste. L'incredulità e lo sgomento tra residenti e commercianti di via Vital, prima periferia di Conegliano, per la tragedia che si è consumata tra le mura di casa Rosolén. Il padre di Franca, Francesco Calzolaio, è morto da una quindicina d'anni. Gli acciacchi della madre negli ultimi mesi erano peggiorati e gestirla era sempre più complicato. E così, nella mente della 57enne, affetta da una seria forma di anoressia, è scattato qualcosa. Non la si vedeva in giro quasi mai, dicono in zona. Andava a lavorare proprio, sì, nel senso una persona, come che posso dire, anche visto il posto dove che lavorava, sicuramente valida, ecco. Una donna dal percorso complicato, si limita a dire il sindaco Fabio Chies, anche lui è arrivato in tarda mattinata sul luogo della tragedia, ma non per questo una situazione giudicata a rischio, tanto che la famiglia non era seguita dai servizi sociali del comune. No, perché ultimamente non c'è stata nessuna avvisaglia, per quello dico un caso assolutamente inaspettato di una famiglia che sembrava avesse un equilibrio normale, insomma, non ci fossero problemi di questo tipo. Ora l'attenzione dell'amministrazione comunale si sposta sull'88enne ricoverata in ospedale. In serata le sue condizioni sono date in peggioramento. Il sindaco tuttavia desidera andare a trovarla e lo farà se e quando sarà possibile. Ho parlato col fratello, anche lui con massima dignità, adesso gli abbiamo detto che appena speriamo stia un po' meglio sicuramente mi recherò a salutarla, anche per portargli il cordoglio e la vicinanza di tutta la nostra città. Ancora la cronaca, solo 48 ore fa vi raccontavamo dell'ennesimo nuovo raid del piromani di via Pinelli. Siamo in città, siamo a Treviso, ebbene una nuova sfida ormai aperta alle forze dell'ordine la scorsa notte, sempre in via Pinelli, un'altra auto data alle fiamme, ma è una sfida che secondo le forze dell'ordine e secondo il sindaco durerà poco. Un'altra auto devastata dalle fiamme. E ancora una volta i pompieri che alle prime luci dell'alba intervengono perché il fuoco non si propaghi ad altre vetture parcheggiate vicino. Sono le 4 di questa mattina e il piromane di via Pinelli ha colpito ancora. Vedi, tutto rosso, madonna, cosa è stamattina? È 5. Verde, guarda, non era niente. Ora vengi qua e vedi che là questa macchina tutta rovinata, tutta rotto il vetro dietro e sopra il tetto era tutta brutta, insomma. La dinamica è sempre la stessa, carta igienica come innesco infilata nel paraurti posteriore, questa volta di una Skoda bianca, un accendino e pochi minuti le fiamme che avvolgono tutto, col pericolo che arrivando al serbatoio scoppi tutto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che comunque non sono riusciti a salvare il veicolo. Dell'intensità del rogo oggi è testimone questo specchio colato dal calore, la plastica colata sull'asfalto, l'odore acre nell'aria, ma soprattutto l'ansia di chi qui ci vive e fino a 3 mesi fa parcheggiava l'auto senza alcun timore di trovarsela distrutta dal fuoco. Sindaco, ma cosa dire alla gente che non vuole più venire a parcheggiare qua? No, ma li capisco, cioè finché c'è questo personaggio che agisce in questo modo, anch'io non parcheggerei la macchina, però l'obiettivo è quello di liberare il quartiere da questo personaggio in modo tale che i cittadini possono tornare a parcheggiare tranquilli davanti alle proprie abitazioni. C'è rabbia nelle parole del sindaco che si è fermato a lungo in zona per assicurare ai residenti che presto l'autore sarà definitivamente bloccato. Sono molto infastidito per l'ennesimo episodio di vandalismo appunto ai danni di autovetture e di normali cittadini che rientrano nelle loro abitazioni. E mi sono confrontato questa mattina col questore, c'è un'azione investigativa in corso e quindi lasciamo che siano le autorità competenti a portare avanti le indagini. È l'ennesimo scempio nei confronti di cittadini che non hanno fatto nulla e che ora accusano danni importanti e chi non è ancora stato toccato direttamente comunque non vive tranquillo. Non è una situazione di cui si può stare tranquilli perché prima hanno cominciato con gettare frutta e verdura nei giardini, adesso cominciano con le macchine e sono anche sempre più vicini questi episodi, per cui... Anche chi parcheggia in garage non si sente più sicuro. Lei parcheggia fuori? No, assolutamente, mai parcheggiato fuori, la parcheggiamo dentro, quindi siamo a posto per il momento. Ma io la parcheggio in garage, così proprio... Cioè. Noi adesso intensificheremo, come abbiamo anche fatto, l'azione di pattugliamento. Adesso i momenti di paura vissuti su un autobus tra Jesolo e Treviso, dove un 21enne richiedente asilo gambiano ha tentato di sottrarre l'arma a una guardia giurata che era intervenuta in seguito alla contestazione del mancato biglietto.
Sono stati attimi di paura domenica mattina sul bus Jesolo-Treviso. A bordo c'erano 2 agenti controllori di un'agenzia di vigilanza incaricati di chiedere i biglietti e di verificare che tutto proceda senza problemi. Ma quando si sono avvicinati ad un richiedente asilo del Gambia di 21 anni, il ragazzo non aveva nessun titolo di viaggio e gli operatori hanno proceduto con il verbale. Lo straniero, di tutta risposta, per nulla intimorito, ha iniziato ad inveire ed urlare anche contro gli altri passeggeri. Sull'autobus c'erano anche alcuni minori, così le guardie giurate hanno provato a calmare gli animi, ma il 21enne ha continuato ad inveire e addirittura ha tentato di sottrarre l'arma ad uno dei 2 controllori. Così, per evitare che la situazione potesse degenerare, visto che i passeggeri erano spaventati, sono stati fatti intervenire i carabinieri. Un'auto dei militari dell'Arma ha così raggiunto l'autobus, che si è fermato. A bordo sono saliti anche i militari, ma il richiedente asilo senza fissa dimora non solo si è rifiutato di fornire le sue generalità, ma ha reagito con spintoni verso i carabinieri. Il ragazzo è stato fatto scendere dal bus ed è stato arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina è stato giudicato dal Tribunale di Treviso con rito direttissimo, contestata solo la resistenza e rimesso in libertà con l'obbligo di firma in questura. Per lui il processo è stato fissato il 14 di ottobre. Ora i militari stanno accertando la dinamica di quanto accaduto e verificando la motivazione della presenza dei 2 controllori armati. La MOM comunque precisa che si tratta di un accordo partito già nel 2017 con un'azienda specializzata nei servizi di vigilanza, accordo per garantire la sicurezza e l'incolumità di autisti e passeggeri. Era necessario dare uno segnale forte e tangibile, aveva detto il presidente Giacomo Colladone, e crediamo che la presenza di personale specializzato, che potrà essere anche armato, funzionerà efficacemente come importante deterrente. Saranno celebrati giovedì alle 17 nel Duomo di Motta di Livenza i funerali di Eros Antoniazzi, l'imprenditore tragicamente scomparso venerdì sera a 41 anni dopo essersi schiantato con l'elicottero a Musile di Piave. Il mezzo, come abbiamo raccontato, apparteneva al presidente del campo di volo Papere e Vagabonde, dal quale Antoniazzi era partito. Paracadutista e grande appassionato di volo, aveva chiesto appunto a fine giornata il permesso di pilotare il velivolo fino all'hangar. Un'inchiesta è stata aperta per far luce sul dramma, è probabile un errore umano all'origine della tragedia. E adesso il maltempo in queste giornate nelle quali ormai il copione è sempre lo stesso, il caldo anche afoso durante la giornata e poi la serata e la nottata che si sviluppa con il maltempo che poi porta anche temporali violenti come quello che la scorsa notte si è abbattuto soprattutto nell'area castellana. Questa è una parte delle mura di cinta di Villa Dolfina, a Castelfranco Veneto. Le forti piogge hanno fatto crollare una parte dell'argine. Il sindaco Stefano Marcon questa mattina ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione. Come si vede, è ceduto parte della mura di cinta di Villa Dolfin, le cui cause sono ascrivibili in parte sia al maltempo, in parte sembra anche uno scarico otturato. L'amministrazione si è già attivata per mettere a punto degli interventi, sperando che le prossime piogge non peggiorino la situazione. Abbiamo già fatto un punto della situazione assieme ai tecnici della provincia, quelli comunali e il Genio Civile di Treviso, competente in questa zona, in questo argine del Muson, con i quali siamo rimasti d'accordo di trovarci venerdì e fare il punto della situazione. Intanto le previsioni meteo non sembrano essere favorevoli, si prevede altra pioggia anche nelle prossime ore. Insomma, il maltempo davvero non dà tregua nella Marca. Quasi ogni sera è caratterizzata da piogge e raffiche di vento che stanno creando non pochi problemi nei comuni. Ieri le zone più colpite dai temporali sono stati tra Istrana e Castelfranco, una quindicina di interventi e diversi mezzi impegnati, tagli di piante scantinati e garage allagati. A Cusignana, con una folata di vento, è letteralmente volata via la copertura di un capannone. I vigili del fuoco sono intervenuti per ripristinare con i teli il tetto del fabbricato. Medesima situazione sabato notte, un temporale si è battuto nel Trevigiano con un violentissimo acquazzone accompagnato da forti raffiche di vento che hanno assunto in breve tempo la configurazione di una tromba d'aria. Le zone colpite sono state tra Canizzano e Quinto, numerosi alberi sono stati sradicati, per questo è stato chiuso anche un tratto del percorso ciclopedonale Treviso-Stiglia, dove piante e grandi fusti si sono abbattuti lungo la via. Non solo, ma anche diversi danni ai pali della luce del telefono. Colpita anche la Noalese, dove i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per liberare la statale dalla caduta di rami ed alberi. Giornate di super lavoro per i vigili del fuoco che vengono allertati per numerosi interventi fino alla mattina. Un'estate decisamente anomala, giornate di sole e notate da incubo con tuoni, lampi, pioggia e raffiche di vento.
Ecco, lo diceva appunto il servizio, questa estate anomala del 2018 e a quanto pare il copione che si ripete ogni giorno è destinato a non lasciarci per tutta l'estate. A confermarlo il volto storico della meteorologia trevigiana, il generale Giancarlo Iannicelli. Sentite cosa dice di questa estate davvero singolare. La chiamano estate. E la chiamano estate, ma in realtà sembra più una primavera tropicale, quella che alterna mattinate di sole cocente a piogge torrenziali, con forti raffiche di vento che in alcuni casi sono diventate vere e proprie trombe d'aria. Tutta colpa dell'anticiclone delle Azzorre, che quest'anno ha cambiato il suo posizionamento. Dall'Atlantico, quasi a ridosso appunto delle Azzorre, è passato all'entroterra spagnolo, che vuol dire per noi un vero e proprio cambiamento climatico. Da quella posizione non ha la forza necessaria per proteggere un po' la nostra penisola, anzi la sfavorisce in quanto mette in moto un movimento di masse d'aria che poi danno vita a degli impulsi di aria fresca che colpiscono e stanno colpendo le nostre zone. Molteplici le cause di questo spostamento di asse, non ultimo il riscaldamento del pianeta. Una situazione nuova rispetto all'impatto di quest'aria in questo periodo dell'anno, che sta di fatto mettendo in crisi tutti i modelli matematici di previsione. Così bisogna tornare alle vecchie e consolidate pratiche e soprattutto all'esperienza della lettura delle carte sinottiche. Possiamo dire che questa situazione di criticità continua ancora, quindi avremo nei prossimi giorni sole splendente, temperature oltre i 30 gradi, ma attenzione, c'è sempre questa possibilità, in modo isolato, in modo molto come dire, temporaneo, questa possibilità che un impulso di aria fresca, mancando, ripeto, la protezione dell'anticiclone, dia vita ancora a dei temporali. Naturalmente con più possibilità, con più probabilità sui rilievi a ridosso degli stessi. Il guaio è che l'instabilità rischia di durare a lungo, con una prospettiva di un'estate 2018 davvero ballerina. Non è chiaro se è stato il maltempo o meno questa mattina intorno alle 5:30 a provocare l'incidente che è avvenuto a Castelfranco lungo la strada regionale 53, circonvallazione est appunto di Castelfranco, quando un'autocisterna contenente 30.000 litri di olio di soia per alimenti si è ribaltata, come vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco, sversando circa metà, cioè 15.000 litri del suo contenuto lungo la strada. Impegnati ovviamente i vigili del fuoco di Castelfranco, anche un autogru da Treviso, poi anche i carabinieri, il 118 e ovviamente i tecnici di ARPAV che hanno effettuato dei rilievi. La strada ovviamente è stata interdetta in quella zona durante le operazioni di recupero, ovviamente non sono mancati disagi al traffico. Adesso ci sono in attesa i rilievi di ARPAV su quanto è stato versato sulla strada. Adesso invece parliamo del virus West Nile, la febbre del Nilo, che viene trasmessa, come sappiamo, da un particolare tipo di zanzara e che torna a fare paura in Veneto. Dopo i casi di zanzare infetti rilevati il 12 giugno scorso nel Veronese, in comune di Villa Bartolomea, sono stati fatti catturati 3 pool di zanzare positive al West Nile virus grazie alle trappole posizionate fra le province di Venezia e Treviso nei comuni di Jesolo, Ceggia, Caorle ma anche Motta di Livenza. L'ULS 4 Veneto Orientale ha subito informato il personale del Dipartimento di Prevenzione per le dovute azioni volte a prevenire che questo virus possa essere trasmesso alle persone attraverso la puntura di zanzare infetta. Ricordiamo infatti che il 26 giugno scorso è arrivata la conferma in laboratorio del primo caso di malattia neuroinvasiva da virus West Nile in una persona residente a Polesella in provincia di Rovigo. L'ULS 4 ha invitato dunque i 21 comuni dell'azienda sanitaria a intervenire come previsto dal protocollo regionale, potenziando le azioni di disinfestazione programmata e valutandone anche poi l'efficacia. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta con il telegiornale di Treviso. Abbiamo raccontato tante volte la raid delle ladre dell'abbraccio, identificate in molti casi, a volte purtroppo anche lasciate andare perché appunto rilasciate, perché soltanto denunciate. Ed è successo ancora una volta un altro caso di
raid dell'abbraccio, del furto con l'abbraccio, identificata un'altra ladra che utilizza questa tecnica tecnica utilizzata da diverse malviventi in tutta la provincia, è stata immortalata dalle telecamere e anche riconosciuta da una vittima, è una trentenne. Aveva messo a segno 2 colpi il 27 maggio scorso con la tecnica dell'abbraccio. In entrambi i casi era riuscita a portare via 2 pensionati settantenni di Mogliano Veneto, i Rolex. Il modus operandi è sempre lo stesso. La donna si avvicina alla vittima, fa finta di conoscerla, l'abbraccia con una scusa e poi con abilità riesce a rubare orologi, monili in oro, collane e braccialetti. Immediate le indagini da parte dei carabinieri di Mogliano. La ladra è stata immortalata nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza. È stata così deferita in stato di libertà una giovane nomade di origine romena senza fissa dimora di 30 anni. È stato grazie agli accertamenti investigativi che è stata individuata la trentenne. Alla donna si è arrivati grazie a un minuzioso studio delle immagini che immortalavano l'auto usata per compiere il reato, nonché alla ricerca negli archivi delle foto dell'interessata che, seppure incensurata, era conosciuta alle forze di polizia. La rumena è stata poi riconosciuta anche dalle vittime. Ed ora torniamo in città e torniamo a parlare dello spacciatore arrestato dalla polizia locale venerdì sera dopo un inseguimento terminato grazie all'intervento di un cittadino, che avevamo raccontato proprio sabato nel corso del nostro telegiornale. Ebbene, mercoledì prossimo il sindaco Mario Conte vuole premiare gli agenti con un encomio, ma lancia anche un appello al giovane che ha materialmente bloccato il clandestino. Immagini che hanno lasciato il segno e che sono il segno di un territorio controllato dalle forze dell'ordine. È orgoglioso della sua polizia municipale il sindaco Mario Conte, soprattutto dopo l'azione di venerdì sera, immortalata dalle telecamere del circuito che sorveglia tutta la città di Treviso. La pattuglia della municipale, che nota il fare furtivo di 2 individui all'ombra del monumento dei caduti di Piazza Vittoria e la fuga immediata del giovane di colore verso la stazione. Poi si scoprirà che era in atto un baratto, droga in cambio di un cellulare. Una corsa mozzafiato alla quale i giovani agenti non si sottraggono anche quando il nigeriano si infila nel sottopasso della stazione. Forse spera di confondersi tra la folla di pendolari appena scesa dai treni e non sa che invece proprio uno di loro, vedendolo arrivare istintivamente, lo placca consegnandolo ai vigili per poi riprendere la sua strada come se niente fosse successo. Un'operazione brillante che anche ieri il sindaco Conte ha richiamato nella sua pagina Facebook, pubblicando integralmente il film della fuga e annunciando che mercoledì mattina in comune premierà i 2 agenti che non hanno mollato la presa nonostante l'agilità dello straniero. E nell'annuncio anche l'appello al giovane che ha fermato lo spacciatore, perché un riconoscimento spetta anche a lui. E dai social è già partita la caccia all'eroe discreto della stazione, perché, come ha scritto più di qualcuno, un'azione come questa non va dimenticata ma premiata, perché diventi esempio civico per tutti. Ora una notizia di servizio per chiunque si dovesse mettere in macchine, in auto nelle prossime ore. Chiusura urgente questa notte dello svincolo dell'autostrada tra A27 e A4, lo ha comunicato CAV, il gestore autostradale. La chiusura è stata decisa per lavori di messa in sicurezza della pavimentazione stradale, quindi necessaria in particolare la chiusura del ramo di svincolo di immissione in carreggiata est della A4 dalla carreggiata sud della 27. I lavori saranno effettuati, come dicevamo, questa notte con chiusura dello svincolo dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Il traffico in direzione Trieste sarà pertanto deviato con apposita segnaletica alla stazione autostradale di Preganzioli. In caso di rallentamenti e incolonnamenti, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento della zona. E adesso alla Ghirada, dove si è tracciato il bilancio della 32esima edizione dello Stage internazionale di Progetto Danza, un bilancio positivo con oltre 400 partecipanti. La 32esima edizione dello Stage internazionale di Progetto Danza conferma ancora una volta il suo pieno successo. Lo Stage, uno dei principali nello scenario europeo, è riuscito anche in questa occasione a portare in città centinaia di ballerini da tutta Italia. Alla Ghirada per 15 giorni si sono avute 400 presenze. I partecipanti in queste 2 settimane hanno avuto la possibilità di vivere la danza a 360 gradi, un'esperienza di primo livello grazie anche al corpo insegnante di fama internazionale.
All'annuale appuntamento che rende Treviso capitale estiva della danza non poteva mancare la presenza del sindaco Mario Conte e dell'assessore allo sport Silvia Nizzetto, che hanno incontrato le numerose ballerine e le presidenti Anna Martinelli e Ornella Camillo. Siamo molto contente di aver avuto oggi il nostro nuovo sindaco in visita allo stage, è stato un bel incontro e speriamo che questo sia di buon auspicio per delle collaborazioni future. Un'occasione per iniziare una lunga e duratura collaborazione. Sono veramente orgoglioso e onorato di poterli ospitare a Treviso, un progetto danza che dà questa opportunità ai ragazzi di fare questo stage internazionale, quindi ragazzi che arrivano da tutta Italia e alcuni anche dall'Europa e che possono fare questo periodo di studio con degli insegnanti di altissimo livello. Abbiamo visto nei servizi, lo vedremo questa sera a 20:10, proprio Mario Conte, il sindaco di Treviso, ospite di Ferdinando Avarino, un po' per tracciare il bilancio anche di questo primo mese alla guida di Treviso, ma anche con le ultime novità, dal piromane a molto altro. E poi alle 21:15 torna Ring, la politica alle corde, il nostro talk show del lunedì. Vitalizi, svolta o bufala, ci chiediamo questa sera, si chiede Ferdinando Avarino con i suoi ospiti. Allora si parla anche ovviamente del taglio ai vitalizi con l'avvocato Maurizio Panis, protagonista assoluto di questa vicenda, perché come sappiamo è il legale di alcuni ex parlamentari che sono già pronti a fare ricorso. Ne parliamo anche con l'onorevole della Lega Dimitri Coin, con Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle e Pierpaolo Baretta del Partito Democratico. Previsto anche un collegamento telefonico con Deborah Serracchiani del Partito Democratico. È davvero tutto, vi lascio allora alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo, precipitazioni quasi del tutto assenti. Vediamo il dettaglio di martedì 17 luglio. Sul Veneto sarà bel tempo su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio sarà possibile una lieve instabilità sui rilievi del Bellunese, anche con qualche rovescio o temporale associato. Sempre buono invece altrove. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 32 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti e occasionali acquazzoni sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 17 e 20 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutta la nostra regione, specie al mattino. Col passare delle ore si accenderà l'instabilità con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili soprattutto sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.